Puntualissimi come ogni venerdì, eccoci con lo speech GL del Veneto, eccoci per parlare delle tante questioni che riguardano i pensionati, le persone anziane e rispondere anche ai vostri messaggi che ci avete lasciato in segreteria e ad alcune mail che ci sono arrivate. Allora, con noi in studio ben ritornata Rita Turati, segretaria generale regionale dello speech GL del Veneto, grazie di essere qui con noi, con cui faremo un po' il punto in generale della situazione. Ben ritornato Gino Ferraresso, che è già stato con noi martedì sera, ma ci supporterà anche nel capitolo diverso dalla sanità, ma poi in generale della contrattazione, e altre chicche molto interessanti che verranno fuori durante la trasmissione del Dipartimento Contrattazione Sociale Speech GL Veneto. Grazie anche a lei. Grazie. Allora, facciamo il punto. Partiamo prima di parlare della contrattazione, rispondiamo un po' a questo discorso che è ancora molto instabile, per cui già presupposto, nulla è ancora definito, tutto è in via di contrattazione. Non è vero che è passata l'APE, no. Quindi questo tipo di uscita pensionistica anticipata, previo mutuo con una banca, un'assicurazione per semplificare al massimo. È in via di contrattazione, questo in risposta a coloro che ci hanno chiesto ragguagli. Però la parola al sindacato, perché sì, quello che ci chiedono i telespettatori è: c'è da fidarsi, non c'è da fidarci? Cosa dice il sindacato che magari ci ha messo il naso dentro, che lo sta studiando di più, che lo sta trattando perché non è stato trattato, e l'incontro che c'è stato proprio ieri, se non sbaglio, con il ministro Poletti è ancora un nulla di fatto. Diciamo sembra. Così che dalle notizie che abbiamo, poi domani abbiamo una riunione convocata d'urgenza a livello nazionale per fare il punto, perché insomma stiamo parlando in diretta e non è che sia così semplice. Le notizie che ci arrivano dal nazionale, che sono poi in parte anche quelle che riportano i vari giornali, insomma la stampa in questi giorni, dicono che la trattativa è aperta. La cosa interessante e importante secondo me è che in particolare ieri si è entrati nel merito di temi più vari che riguardano, diciamo, la riforma pensionistica. Faccio degli esempi specifici, cioè le ricongiunzioni, per esempio, no? Adesso con la riforma Fornero ricongiungere pensioni che derivano in parte da attività pubblica e da attività privata, c'è un onere di spesa. Secondo noi questo è un'assurdità, perché io comunque ho lavorato e ho versato, non si capisce perché se magari ho fatto i 40 anni di attività lavorativa, mettendo assieme i vari lavori che ho fatto, devo pagare dei soldi. Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E questa è una delle tante anomalie e assurdità che la legge Fornero aveva inserito, no? Quindi da ieri pomeriggio, mettiamola così, da ieri, cioè quando si è fatto il secondo incontro, mentre il primo incontro è stato per definire che ci si troverà, e i due tavoli distinti, uno sulla previdenza e uno sul lavoro. Queste erano le cose. Ieri per la prima volta si è incominciati ad entrare nel merito, diciamo, di quelle che dal nostro punto di vista continuano ad essere le anomalie della legge Fornero. Ovviamente per quanto riguarda il governo, loro ci hanno avanzato quella che è la loro proposta, cioè il prestito pensionistico. Non sono in grado di dare una risposta definitiva perché, ripeto, anche in casa mia, cioè in CGIL, quindi non so se ci sono delle varie dichiarazioni, come si legge sul giornale, un po' diverse fra CGIL e CISL UIL, ma non sono neanche in grado di dire esattamente cosa ne pensiamo noi, perché se ne discute domani. La cosa che so e che posso anticipare è questa, che noi siamo fermamente contrari al fatto che si finanziarizzi, diciamo, il diritto sociale, cioè che il sistema bancario entri e ci guadagni in un diritto che è mio. Già ci sono delle incursioni del privato fin troppo evidenti in tutto il sistema dei diritti. Noi siamo fortemente preoccupati che questo avvenga anche per il sistema previdenziale, che è uno dei pochi pilastri pubblici che al momento è rimasto. Da quello che ho capito, anche insomma sentendo i media, il governo ha incominciato a modificare il tiro, perché ha capito che affidare il tutto alle banche come prestito o le assicurazioni, insomma, era troppo smaccata come proposta. C'è un interesse, precisiamo,
Ci sono degli interessi da pagare che se adesso gli interessi sono bassi, da qua a 15 Appunto, anni, 10 anni, quanto sono potrebbero tutte smontare? parti che non si sono affrontate. C'è stata una rappresentazione generale, anche abbastanza generica, e adesso gli incontri dovrebbero servire proprio per entrare nel merito. Dicevo però che a fronte di questa reazione che per esempio la Camusso ha avuto immediatamente, no? Giustamente secondo me, proprio in queste ore, insomma, il governo in parte ieri ha incominciato a dire ma no, gli interessi e le anticipazioni non sarà solo il sistema bancario a farlo, ma saranno anche le imprese. Allora, l'altra obiezione che noi per esempio abbiamo fatto è ma quali imprese? Perché torniamo a bomba, no? Andiamo a diversificare ulteriormente fra coloro che lavorano in imprese solide, grandi, in cui i datori di lavoro possono anticipare un'uscita, no? Mettendo fuori dei soldi, e coloro i quali stanno nelle piccole e medie imprese o in altre che sono in via di fallimento, che non anticipano un bel niente, quindi becchi e bastonati, e poi andiamo a creare ulteriori divisioni. Però diciamo queste sono le notizie che emergono così, ma non c'è nulla di scritto, solo il Sole 24 Ore oggi ha tentato di anticipare nel dettaglio. Io non so come faccia lui a entrare nel dettaglio quando nemmeno noi ce l'abbiamo così, però ripeto sono notizie giornalistiche e noi ci siamo detti non vogliamo insomma commentare le notizie giornalistiche. Anche perché poi possono compromettere le trattative. Esattamente, che sono in corso, allora quindi. siccome a noi interessa che queste trattative vadano avanti perché sono tante le cose che si devono affrontare, per esempio la cosa che nel calendario che hanno messo in piedi per i vari incontri c'è che il 28, se non ricordo male, di questo mese ci sarà un ulteriore incontro specifico invece per quanto riguarda il potere d'acquisto delle pensioni, quindi tutto dentro alla piattaforma dei pensionati, e anche lì in ballo ci sono diverse cose perché il governo deve risponderci. Infatti. Noi abbiamo chiesto un sistema di rivalutazione diverso da quello che attualmente è in vigore, abbiamo chiesto che si metta mano e si allarghi anche sulla 14ª perché la 14ª al momento è bloccata ai redditi che sono fino a 750 euro, è una mancia insomma, no? Abbiamo chiesto che per esempio si metta mano agli 80 euro anche per i pensionati, cioè ci sono delle cose aperte a cui il governo ha detto che appunto ci risponderà il 28, quindi diciamo che il percorso è avviato. Vediamo, noi ribadisco, siamo contrari al fatto che il sistema finanziario entri e scassi nuovamente perché non ci fidiamo molto dopo quello che abbiamo neanche visto neanche i cittadini, ma neanche del sistema assicurativo, quindi le garanzie se dovesse mai entrarci questo pezzo devono essere massime, e poi ripeto io ho delle riserve, ne ho personalmente, quindi io aspetto domani che chi era alla trattativa ci racconti esattamente di che cosa stiamo parlando, di che cosa ci stanno proponendo, e mi assumo però una responsabilità politica, sicuramente per quanto riguarda il Veneto e per quanto riguarda diciamo, la responsabilità che porto, e cioè il fatto che non ci potrà essere nessun accordo, senza che si torni a discuterne con i lavoratori e i pensionati, le lavoratrici e le pensionate. Certo. Questa volta. Ecco, il tavolo della trattativa in realtà poi mi ho visto che sul giornale, leggo prima il messaggio, altrimenti i nostri telespettatori si arrabbiano, ma uno che lavora tutta la vita, vi sembra giusto che debba aprire un prestito per andare in pensione e pagare interessi? Ma dove viviamo? Ma che ci dicano che vogliono dare soldi a tutti i costi alle banche, perché questo è una vergogna ennesima all'italiana, e poi dicono che dobbiamo essere più patriottici. Mi vergogno, altro che. Io non mi vergogno, però è un rischio effettivo, come dicevo prima, insomma, non si capisce perché se tu mi riconosci un diritto, cioè o me lo riconosci o non me lo riconosci. Se è un diritto andare in pensione anticipata perché faccio un lavoro usurante, che questo è l'altro pezzetto esatto, questo di infatti volevo dire proprio questo, ecco, cioè, perché c'è il discorso dei lavori usuranti. Esattamente, chissà che non si arrivi finalmente a chiudere anche su questa parte. Se per me è un diritto andare in pensione anticipata, non si capisce perché io per avere la pensione piena devo chiedere il prestito. Allora, siccome stiamo parlando di ciò che dicono i giornali e di ciò che dicono i CD, onde evitare di
di fare allarmismi, di dire cose inesatte, cioè mi dispiace che la trasmissione in diretta avvenga proprio in un momento in cui insomma si fa fatica, no, in tempo reale, come si suol dire. Però ecco, noi siamo contrari, siamo d'accordo, diciamo così, politicamente con quanto diceva il telespettatore prima, perché se mi si riconosce il diritto è la stessa cosa di dire ti do la penalizzazione. Sì, assolutamente. Perché se io devo pagare le banche per tutta la vita, cioè è come se tu mi dicessi c'hai il 20% in meno di pensione. Ecco, da questo punto di vista, voi siete a livello unitario, comunque siete unitari, certo. quindi CGIL, CISL, UIL, i 3 sindacati sono d'accordo su questa politica. Sul tavolo delle trattative ci sono anche altre questioni, perché poi c'è anche il discorso che voi mettete insieme della contrattazione relativamente ai giovani, quindi è tutto un insieme di situazioni che riguarda il mondo. La piattaforma la piattaforma è quella nazionale su cui abbiamo fatto la mobilitazione, sia noi come pensionati il 19 maggio, sia il 2 aprile unitariamente come Confederazione. Il pacchetto, per quello che dicevo, è complesso, è complesso, i soldi sono sempre quelli che sono e noi continuiamo a ribadire anche in quel tavolo lì che bisogna mettere in mano alla riforma fiscale e all'evasione fiscale, è un tema che è nazionale, è locale, è generale per questo nostro paese, però ci sono tutti questi pezzetti che vanno assolutamente sviscerati. Noi a quel tavolo ci siamo presentati con le nostre proposte unitarie a cui abbiamo chiamato la gente di nuovo a scendere in piazza. Per questo dico, non possiamo permetterci in questa fase né mai più, mi verrebbe da dire, ma non esiste, di poter chiudere o insomma fermarci, cioè senza tornare a chi la delega ce l'ha data. Questo per noi è proprio un motivo anche di sopravvivenza civile. Assolutamente. Alla domanda del telespettatore, vabbè, staremo a vedere poi se qualcuno è in grado di buttare fuori questo burattino delle banche, cioè farci andare a votare. Vedremo riforma dell'Italicum, vedremo il referendum che ci sarà a ottobre, insomma ci sono vari step e quindi non si può sapere assolutamente nulla. Agganciandomi al discorso che ha fatto la segretaria, evasione fiscale, no? È un aspetto su cui poi peraltro voi battete moltissimo, sono usciti dei dati comunque interessanti. Sì, anche perché quando si parla di pensioni, di sanità, di sociale, l'eterno ritornello è quello: non ci sono le risorse, non ci sono i soldi. No. Tutti dobbiamo fare dei sacrifici, bisognerebbe aprire una discussione se effettivamente tutti fanno i sacrifici in questo paese ultimamente. C'è un tema che è sempre là presente, che è quello dell'evasione fiscale. La Guardia di Finanza recentemente a livello nazionale, ma anche a livello veneto, ha fatto un documento, lo fa ogni anno, un report dove elenca le varie attività dell'anno 2015. Do alcuni numeri che sono importanti per la loro quantità. Per esempio nel Veneto truffe, fondi pubblici e legalità nella pubblica amministrazione 6 milioni di euro, truffe nei settori della previdenza e della sanità 10 milioni di euro, sprechi e gestioni irregolari di fondi pubblici 51 milioni. Stiamo parlando come se fossero noccioline. Sì, noccioline, sequestri patrimoni in questa regione, sequestri patrimoni dovuti a criminalità organizzata, 34 milioni di euro già sequestrati e in corso di sequestro 223 milioni di euro. Okay? Per finire, una cosa che mi ha attirato, non per l'entità della cifra, 25 milioni di euro, è che sono stati intercettati nel Veneto 1681 soggetti che hanno esportato valuta per 25 milioni di euro. Quindi. Non in modo legale, quindi. Esatto, quindi vuol dire che al di là di chi sta male c'è anche qualcuno che sta molto bene e evita anche di pagare le tasse. Adesso commenteremo, vediamo se abbiamo ancora la telefonata in linea. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Io chiamo da Mestre, sono Sandro. Sì, signor Sandro. Volevo chiedergli, perché ho acceso il televisore un po' tardi, e volevo chiedergli alla signora per il discorso delle pensioni. Allora, io per 6 mesi ho già 39 anni di servizio
effettivo, che prima eravamo statali, adesso non siamo SPA, e mi trovo con 39 anni di lavoro e per 6 mesi non ci sono entrato dentro la legge, quella prima della Fornero, qui 35 anni pensionabili. Allora mi trovo in queste condizioni qua, con 39 anni di lavoro, 59 anni di età, una moglie disabile a carico, e in 5 anni dalla sua disabilità ho speso quasi 60.000 euro, non gli passano neanche i farmaci perché è allergica a tutti i farmaci, può prendere solo i farmaci, le Ferragamo o cose del genere. Mi trovo su delle condizioni disperate e devo andare a lavorare ancora a fare i turni di notte. Ma quando ho finito la legge 104, perché usufruisco della legge 104, chi è che viene a assistere mia moglie? Perché io faccio i turni di notte. Non ci hanno neanche confermato i 3 anni di lavoro usurante. È una cosa vergognosa. Io vorrei chiedergli al ministro Renzi se viene lui a assistere mia moglie a casa, perché c'è una legge che dice che può farlo alla domanda di anticipo pensionamento solo chi ha un figlio disabile, ma chi ha una moglie disabile cosa fa? Si spara. È una cosa ha ragione. indecente, Certo. che dovrebbero pensare questi ministri, prima di fare le leggi per i cavoli suoi, dovrebbero pensare, perché non passano neanche i farmaci, è una cosa vergognosa. Mia moglie ha bisogno di assistenza, di farmaci, di risonanze. Ho speso 130 euro l'altro giorno per una risonanza al collo, alla gola, perché non riesce a deglutire, perché la sua malattia è una malattia muscolare. È una cosa vergognosa, perché i medici dicono abbiamo le mani legate. Bene, il ministro Lorenzin che faccia una legge e che gli spiega ai medici che non è così, che si deve fare anche le risonanze per la gente che ha bisogno. Hanno tagliato tutto, è una cosa vergognosa, e dopo dobbiamo andare a votare questa gente qua, ma vergognatevi. Certo, questo- grazie del suo intervento, grazie molte. gentile. Anche per la sanità dopo biblioteca Ferraresso, prego. Sono due cose, lui ha assolutamente ragione, noi siamo un paese incivile da questo punto di vista, proprio incivile, perché siamo ormai fra i pochissimi, insieme alla Grecia, che non hanno una legge sulla non autosufficienza, per esempio, e siamo fra i pochissimi rimasti che non hanno una legge sui cosiddetti caregiver, cioè su chi assiste le persone con disabilità a prescindere dall'età, come diceva esattamente, e dalle condizioni, no, che hanno Poi tra l'altro il provocato. figlio, ma non il coniuge. Non il coniuge, è esattamente. assurdo. Allora, due cose voglio dire. La prima è che per fortuna, dopo averci tanto lavorato, tutti assieme, anche se non in modo così, cioè non abbiamo fatto manifestazioni per arrivare lì, ecco, per capirci, però così come è successo per la legge sul dopo di noi, cioè quella legge a cui ha contribuito per esempio anche una delle nostre senatrici venete come la Miotto, no? che ha insieme ad altri trasversale, non è un problema di forze politiche per fortuna, questa è una roba che è successa a livello trasversale, è riuscita con 2 o 3 anni di lavoro a far approvare una legge per i disabili, per coloro che rimangono senza rete familiare. Lunedì verrà ufficialmente depositata, e ci sarà una conferenza stampa, una legge a livello nazionale per riconoscere il lavoro di cura che producono, diciamo, tutte le persone che sono in grado di dimostrarlo, come per esempio queste signore. Quindi il signore che è marito di una signora, la moglie insomma ha questi problemi gravissimi di salute, e che l'assiste, potrebbe veder riconosciuto questo lavoro, anche se lui ha già un'occupazione. Sicuramente dal punto di vista contributivo, perché la legge da questo punto di vista, il testo che ho visto io, lo prevede. Ma anche questa legge appunto riconosce non solo il versamento contributivo, ma anche, diciamo, degli sgravi fiscali per coloro i quali si accollano delle... Ma come fa a dimostrarlo? Perché adesso non c'è la legge, ma nella legge queste cose sono contenute, si scrive in che modo... Quindi probabilmente speriamo che magari a seguito di Faccio un questa esempio, legge... cioè nel momento in cui qualcuno la riconosce disabile, questa persona, che sia l'azienda sanitaria, che Quindi sia l'INPS, invalidità, l'invalidità,
c'è scritto se è un'invalidità grave chi si assume la responsabilità del caso, no? Se è la badante, se è il familiare, dappertutto è così, quando c'è questo tipo di riconoscimento. E questo è un primo punto. Il secondo punto è che si è aperto un confronto a livello nazionale, un tavolo tecnico anche qua, bisogna appunto vedere che velocità avranno queste cose e dovrà essere nostra cura anche su questi pezzi. Fare pressione. Esatto, ma non solo come sindacato che già la stiamo facendo, ma anche come associazioni, come cittadini, eccetera. Bisogna conoscerlo, lei mi dirà, oppure anche il signore. L'altra cosa appunto che stavo dicendo è che si è finalmente aperto un confronto sulla non autosufficienza, in cui per la prima volta si parla, dopo anni che sonnecchiava nei cassetti, di definizione di ciò che è non autosufficienza e quindi come la si definisce, che cosa è grave, cosa no, parziale, eccetera, eccetera, e si incomincia a delineare quali debbano essere i cosiddetti LEA, i servizi che a fronte del mio grado di bisogno assistenziale mi devono essere riconosciuti. Siamo, ripeto, agli inizi. I soldi sono pochissimi, siamo sempre alle solite, però perlomeno su questi versanti c'è un atteggiamento positivo anche in questo Parlamento di non eletti, diciamocelo pure, cioè che insomma, come sappiamo, è un Parlamento che ha un qualche problema e un qualche difetto, però si sono trovate delle sensibilità grazie anche al fatto che associazioni o organizzazioni sindacali come la nostra hanno provato a mettere assieme parlamentari di tutte le forze politiche per dire oh, ma dobbiamo continuare a lungo? Abbiamo delle situazioni che sono insopportabili. Ecco, bisognerebbe che queste due cose che sembrano poche roba, ma per chi è messo nelle condizioni del signore che ci ha telefonato avrebbero avuto bisogno di essere già in vigore, invece di avere i 2 anni, 2 anni e mezzo come ha avuto l'altra legge che è appena stata approvata, insomma ci avesse un iter parlamentare un po' più veloce. Questo e dopo sì. sottolineo, dopo parliamo ancora di questo, però anche l'altro aspetto, un lavoro usurante, perché i turni notturni sono usuranti, quando una persona ha carico, assolutamente. Valutare anche questo. Certo, ma questo fa parte della contrattazione che si dovrebbe fare anche in fabbrica o nel lavoro pubblico, ha detto lui fa. Sì, sì. Ecco, questo dovrebbe far parte del pacchetto di confronto che le organizzazioni sindacali di quell'azienda dovrebbero 39 anni almeno... di lavoro, viva Dio. Vabbè. Questo... Andiamo in pubblicità, poi aggiungiamo qualche cosa rispetto all'aspetto sanitario di quello che diceva il telespettatore, perché comunque è irrilevante anche la diagnostica, costo, i ticket, eccetera. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.